l'ufficio studi, il vostro ufficio studi, avrebbe verificato che chi ha affittato una casa rischierebbe di pagare il 40% in più di IMU rispetto all'anno scorso? È così? Sì, questo è il dato di confronto fra l'acconto IMU 2013, quello che si andrà a pagare a giugno, e l'acconto IMU 2012, quindi è il frutto dell'applicazione secondo la regola che è stata appena stabilita dal Parlamento, dell'applicazione delle aliquote fissate nel 2012, mentre l'altro anno venne applicata l'aliquota base. Ma questo è un aumento che si aggiunge ad aumenti ben più consistenti che ci sono stati già l'anno scorso, cioè il passaggio dall'IMU all'ICI, dall'IMU sperimentale all'ICI, ha comportato aumenti che in media, aggiungo qualche numero a quelli importanti che sono stati dati, per un immobile affittato con contratto cosiddetto libero, quindi a canone libero, sono stati del 143% in media, e per immobili affittati con contratti cosiddetti concordati, cioè a canone più basso per le categorie più disagiate, sono stati ben del 408%. Quindi io vorrei aggiungere un elemento a quelli che sono stati dati finora, e cioè il problema dell'affitto. Il Ministro Lupi, che ha la competenza sulle politiche abitative, confidiamo veramente con fiducia che abbia bene all'attenzione questo problema sin dal Consiglio dei Ministri di venerdì. C'è la necessità di intervenire sugli immobili in affitto che, come è stato detto in questa trasmissione altre volte, non hanno subito solo il carico dell'IMU, hanno subito quest'anno anche una misura di una iniquità diciamo lapalissiana, quella della riduzione dal 15% al 5% della percentuale forfettaria delle spese di cui godono come deduzione i proprietari che affittano. In sostanza è stato stabilito il principio che vengono tassate anche le spese solo per questa categoria. Quindi è necessario che il governo intervenga con urgenza, ma davvero con urgenza, per risolvere il problema abitativo di una categoria di soggetti che ha una prima casa diversa dalle altre, quella della prima casa in affitto, ma che in un settore che è stato bloccato. Abbiamo parlato della diminuzione delle compravendite che, ricordo, è iniziata il 1° gennaio 2013, nel primo trimestre 2013, come testimoniano i dati, quindi l'effetto IMU è evidentissimo, ma c'è stato anche un blocco delle locazioni, non si investe più in immobili a locazione, lo si vede anche dai dati relativi all'acquisto, ma quel che è più grave, i proprietari che hanno in essere contratti di locazione tendono a cercare, nel momento in cui possono, quindi con tutte le garanzie di legge per gli inquilini, di vendere i propri immobili, di dismettere i propri contratti di locazione, perché questi non rendono più nulla, e quindi è necessario perlomeno inizialmente per i contratti concordati a canone più basso per le categorie più deboli intervenire ripristinando una misura che era già prevista nel decreto sul federalismo fiscale che ha introdotto l'IMU, se ne è parlato prima, prevedeva la riduzione a metà dell'aliquota IMU per gli immobili dati in locazione, ed era solo, diciamo, una misura di correttivo del fatto che l'IMU per questi immobili non sostituisce anche l'imposta sul reddito. È vero che da questa crisi usciremo diversi da prima, ma una caratteristica delle famiglie italiane storicamente era quella di comprarsi la casa quando potevano, poi magari, se ci riuscivano, di comprarla a un figlio, e magari mettendo qualche soldo da parte, di crearsi una piccola rendita per la vecchiaia comprandosi una casa e affittandola. Allora, non entro nel merito giusto o non giusto, con queste aliquote è evidente che solo un pazzo può comprarsi una casa per affittarla, e invece, come diceva il segretario di Confedilizia, diventa forte lo stimolo a vendersela. Sì, direi che, data la drammaticità del momento, vanno prese decisioni diciamo molto rapide, certo, e direi con grande coraggio. Allora, lei chiedeva come mai si è fermato il mercato immobiliare. Beh, l'IMU ha la sua bella parte di responsabilità, perché è intervenuta con una tassa ingiusta in un mercato già depresso, ingiusta perché il pensionato paga quanto quello che ha un grande reddito. No, ha aiutato, psicologicamente ha aiutato moltissimo. Il 50% in 6 anni? Scusa,
fammi dire, ha aiutato moltissimo il crollo del mercato abitativo, anche perché entrando dentro con moltiplicatori 160 rispetto a quelli di prima, facendo pagare in periferia più IMU che al centro delle grandi città, creando una serie di sperequazioni, andando a gravare sull'invenduto delle imprese, unico settore industriale di tutti gli altri, ha creato una serie di ingiustizie per le quali bisogna intervenire. Però io direi, primo punto, superiamo questa discussione sulla tassa sulla casa che è in piedi da 10 anni, decidiamo una volta per tutte qual è una tassazione corretta, non è complicato, non rinviamo il problema, decidiamolo. L'IMU va ripensata per essere più equi e corretti, non va fatta pagare a chi non la può pagare, attenzione grandissima sulla prima casa, e poi andiamo dritti, perché questo dà un segnale positivo a tutta la realtà della casa. Secondo elemento, come è stato detto, sono i mutui delle banche che devono tornare alle famiglie per acquistare casa. C'è un sistema, negli Stati Uniti hanno fatto riprendere il mercato immobiliare con queste garanzie che tra l'altro Gli Stati Uniti hanno esagerato, diciamo a te, non prendiamoli ad esempio gli Stati Uniti. No, lo prendiamo immobiliari hanno creato la bolla del ma da noi non c'è pericolo di bolle, perché l'80% dei nostri perché noi siamo più sensati, esattamente, non abbiamo questo problema. Qui si tratta di far tornare la casa a una sua fisiologicità, ed è il sogno italiano della casa, della ricchezza, e dicevate giustamente che la botta psicologica di sentirsi insicuri nella casa, che è l'unica salvezza della famiglia italiana sicura più del lavoro, e questo ha spaccato. Allora adesso devo dare la pubblicità, visto che poi riprendiamo subito dopo, tra l'altro con perché non basta questo, con quel signore che per 10.000 euro si era fatta, costruita con le sue mani una casupola, e glielo volevano pignorare per un debito di 10.000 euro, e quello si è dato fuoco, eccetera. Ma per dirvi il clima, visto che ci sono 2 parlamentari pugliesi, l'anno scorso un importante imprenditore pugliese mi disse: io avevo quest'anno 3 programmi, uno, assumere 2 persone a tempo determinato, ma con la legge Fornero mi sono guardato bene dal farlo perché non capivo come andava. 2, comprarmi una casa, e non me la sono comprata. 3, cambiare la barca, e non sono pazzo, non l'ho fatta. A chi ha giovato tutto questo? Ne riprendiamo tra poco.